Buongiorno, ben ritrovati, ultimo giorno della settimana, con noi in studio nostri. Allora, mentre ci scriveva Stefano Zanetta sulla bacheca della Voce del Mattino della trasmissione la questione di un incrocio a Levada, di cui lei ha parlato, addirittura ci ricorda la data del 5 marzo. Sì, ricordo bene, conosco bene, qui abbiamo già attivato il progetto, ormai sta per essere completato, un po' di risorse le riusciamo a trovare per sistemare questo che è sul serio un punto nero della viabilità dove succedono degli incidenti. Quello che avevamo promesso lo stiamo mantenendo, il progetto è già in lavorazione. E lì i tempi in questo caso quali Credo sono? che i cantieri sono per la seconda metà del 2001 di quest'anno. Ci mandavano anche la foto di questo incidente, è un incidente appunto così, è un luogo così pericoloso? Sì, è uno dei punti, come dire, dei punti neri della nostra viabilità, i tanti punti neri anche se stanno in diminuzione rispetto a qualche tempo fa.